Sì, il rammarico di aver concesso comunque un'occasione che era leggibile, perché riguardandolo l'ho già rivisto, c'è un inserimento da fuori area dove chi era vicino a lui non si è minimamente preoccupato di accompagnare l'azione, probabilmente pensando che la difesa fosse in grado di assorbire l'inserimento di Panico. È sta di fatto che invece i difensori erano già uno contro uno. Quindi anche lì si ritorna un pochettino a una problematica che secondo me esiste, c'è una mancanza di comunicazione che poteva aiutare a leggere meglio il pericolo e probabilmente magari essere più efficaci in fase di non possesso. Poi c'è stata una reazione veemente da parte della squadra e questo mi lascia anche un po' di amaro in bocca, perché se allora ce l'abbiamo, perché non essere veementi fin da subito già nel secondo tempo? Perché aspettare di prendere uno schiaffo per poi mettere tutto quello che si ha in corpo a disposizione della squadra per andare a recuperare il risultato? Perché non lo posso fare quando il risultato è in parità per andare a vincere la partita? Questo può essere rammarico, ma ti ripeto, è come lettura per andare sempre a cercare il meglio dalla squadra, sempre a ottenere il massimo dai ragazzi, poi l'avete visto anche tutti, anche voi, insomma abbiamo creato, ci sono state occasioni, siamo stati spinti dal pubblico, c'è stata grandissima partecipazione da parte di tutto lo stadio, ma questo perché hanno visto nell'atteggiamento e nella buona volontà da parte dei ragazzi la possibilità e la capacità di andare a impensierire la Lucchese. Il rammarico di non averla vinta, ma purtroppo siamo qui a rammaricarci un po' troppo spesso ultimamente e ci mancano troppi punti, ci mancano. Ecco, facciamo che bisogna ricrescere. Sì, che purtroppo come c'è un errore lo stiamo pagando. Io anche oggi, quante parate ha fatto Alessio? No, contatemele. Zero. Una squadra che comunque tutto sommato è una tra le migliori difese del campionato, andare a subire gol con il proprio portiere che non fa, e questo ci è capitato nelle ultime 3 partite, che non fa neanche una parata, perché in realtà l'unica parata che ha fatto Alessio è stata contro la Recanatese alla fine sul retropassaggio corto di Paolo, di Dametto, ti rompe le scatole, sinceramente. Stai pagando carissimo, a carissimo prezzo ogni minimo errore, ogni minima disattenzione. È chiaro che ci dobbiamo lavorare, è chiaro che in questo momento non ho altri rimedi che quello di poter lavorare con i ragazzi. Mi fa piacere che con quello che hanno dimostrato nella parte finale credo abbiano dimostrato e mi auguro che ne facciano tesoro, che comunque la squadra ha forza di volontà e sta bene fisicamente. Quindi anche tutte queste seghe mentali di sti secondi tempi che si va in calo e che incomincino a capire che il lavoro che si sta facendo durante la settimana porta a star meglio e a poter tenere certi ritmi durante tutto l'arco della partita, che ne siano consapevoli, perché la squadra ha bisogno di questo, perché da qui alla fine, come vi ho detto quando sono arrivato, se no avremmo avuto, in queste 3 partite avremmo fatto 9 punti, ok? Ne abbiamo fatti 2, ci sarà da soffrire fino alla fine, mettiamocelo bene in testa, perché il mantenimento della categoria è troppo importante per la città e per la proprietà. Siamone consapevoli, stiamo lì a battagliare, ne dobbiamo essere consapevoli, noi come squadra sì, ma ne deve essere consapevole anche tutta la città e tutti i nostri tifosi. Vittoria, mancava solo la vittoria e credo ce la meritavamo tutti questa vittoria. Peccato per i 2 pali che abbiamo subito, però è nato la vittoria in tasca a noi, potevamo meritare di più, però è andata così. L'impatto con i miei compagni è stato molto positiva, mi sta piacendo questo ambiente, vorrei continuare il più possibile in questa categoria e andare avanti e guadagnare più punti per la nostra squadra fuori dai play-out. Credo che dobbiamo avere più cattiveria sotto porta, credo che manca solo questo e niente, noi in difesa siamo perfetti
e manca solo la cattiveria sulla porta e piccoli errori difensivi, però possiamo migliorare durante gli allenamenti e durante le partite. Ecco, sei giovane, hai fatto anche bene, tra l'altro, già nella tua carriera, nelle esperienze che hai avuto oltre alla primavera del Milan, poi hai trovato un attaccante espertissimo della categoria come Stefano Scappini, ti ha già dato qualche consiglio in generale? Sì, mi ha aiutato molto in queste settimane, anche durante gli allenamenti. Credo che lui mi aiuta, anche altri miei compagni mi stanno aiutando in questo ambiente, in questa categoria molto importante, e credo di andare avanti con i suoi compagni e vincere le partite il prima possibile. In chiusura, per la Serie C sicuramente l'obiettivo della Torres è la salvezza. Il tuo personale per questa esperienza a Sassari? Credo di puntare in alto con questa squadra, credo che possiamo fare molto meglio con questa squadra e credo di andare a salvarci per questa stagione e andare bene in questa stagione. Sì, resta il rammarico del gol preso perché ne viene da una rimessa laterale, cui quest'anno ne abbiamo presi tanti di gol così, e purtroppo è un'altra disattenzione generale, diciamo, e ci poteva costare caro. Siamo stati bravi a reagire con il rigore e poi potevamo vincerla. Bene chi è entrato, perché oggi hanno cambiato la partita, sono contento, perché in questo campionato alla lunga sono importanti tutti, e anche chi entra 20 minuti può spaccare la partita come è stato oggi. Volevo dedicare questo gol mio a tutta la squadra, perché al gruppo squadra, anche chi non ha giocato, perché siamo veramente un gran gruppo e meritiamo davvero di fare tanto. Ma guarda, ne venivamo da... Oggi mentalmente non era facile. Sì, bisognava vincere, è vero, però un conto a dirlo a parole, un conto andare in campo e trovare un'altra squadra che è una bella squadra, Lucchese, e che ha fatto anche una buona partita. Ne veniamo da 2 partite che pareggio al 90esimo contro la Recanatese non meritata, potevamo vincere davvero 3-0, e a Pesaro sicuramente non meritavamo di perdere, quindi mentalmente, cioè siamo umani, mentalmente siamo entrati in campo e non era facile gestire questa pressione. Però dai, siamo stati bravi, adesso bisogna giocare le ultime partite come gli ultimi 2-3 mesi, come 3 mesi, come se fossero delle finali, pensando una ad una e non fare troppi progetti a lungo termine, perché non porta da nessuna parte. Pensiamo a Siena, che sarà un'altra battaglia. L'unica cosa positiva è che tutte le partite sono dipese da noi, ecco, questo posso dire, perché sia con le big sia che con le ultime classifica, se noi entriamo in campo con l'attenzione giusta, con il pio giusto, con il mordente giusto, fanno fatica anche gli altri. Ma guarda, io ho giocato con tanti moduli, ho vinto anche i campionati col 4-3-1-2, quindi mi trovo molto bene e ripeto, siamo tanti attaccanti, è vero, però tutti caratteristiche diverse. Quindi io ho avuto la fortuna di giocare con tanti attaccanti, sia piccolini che grandi, mi sono trovato bene con tutti. E poi siamo anche intelligenti, che riusciamo a completarsi l'un l'altro, ecco. Non nascondo che con Diaghité mi trovo a meraviglia, ecco. Quindi poi è entrato Francesco, sono stato contentissimo per lui, perché aveva bisogno di giocare, di rientrare, e non ha pensato ai primi minuti in panchina, ha pensato a entrare in campo e a spaccare la partita, e ci è riuscito. Sta di fatto come per dire che stiamo sul pezzo tutti, Saporiti, Bob sono entrati alla grande, Buona Volontà sono entrati bene. Ecco, questo è il segreto di una squadra, deve essere questo da qui a fine campionato, chiunque giochi dall'inizio e chiunque giochi dopo, che anche in mezz'ora avete visto, abbiamo preso 2 pali in 20 secondi, quindi può succedere di tutto. Bravi a tutti. Solo una curiosità finale, quando un attaccante non segna da tanto, poi tende anche a tirarsi la negatività, no? Avevi già sbagliato dal rigore, cosa hai pensato? Perché dopo tanti piccoli passetti lì forse ti è passato davanti tanto. Ma guarda, sì, io vivo per il gol, avete capito, la vivo male se non segno, però essendo adesso grande cerco di concentrarmi su il giocare per la squadra, e penso che in questi 2 mesi, da San Donato in poi, le prestazioni anche da parte mia sono stato contento, ecco, che sono state, è solo questione di tempo, è solo questione di fortuna. Oggi perché per caso è arrivato il rigore, e se magari non facevo gol se non è stato per rigore. Sono contento perché non ho molato di un centimetro queste partite,
Adesso però dai, è un punto di partenza, deve essere. Sì, direi che soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo magari tante situazioni non ci sono state né da una parte né dall'altra. Il secondo tempo si è movimentato, il fatto di essere andato in vantaggio è sicuramente stato un aspetto positivo che non siamo riusciti a gestire meglio possibile, chiaramente, perché subito alcune situazioni di pericolo, la squadra si abbassa, si spaventa, e questo è un aspetto che non va bene, perché poi dà modo all'avversario di creare situazioni, prende morale. Poi prima o poi l'episodio può capitare, è successo il fatto del rigore che poi è costato anche l'espulsione, quindi diciamo che questo atteggiamento, che poi magari è dettato un po' da te, un po' magari anche dall'avversario, un po' da te, perché anche da un punto di vista fisico qualcuno aveva cominciato un po' a calare, e quindi è venuto fuori un pari. Nel finale è chiaro, Torres ha spinto molto, ha creato anche situazioni, però credo che un punto la squadra sia meritato e siamo contenti di questo risultato. Sì, positiva. Secondo me non siamo riusciti a sfruttare ancora meglio questo atteggiamento, perché chiaramente ora è un sistema di gioco che non abbiamo avuto neanche modo di provarlo. Ho cercato di buttarlo giù così in pochissimo tempo, perché pensavo che i ragazzi dietro potessero avere un pochettino più di protezione, cioè la mia intenzione era quella, quindi poi che fra l'altro sono andati anche molto bene. Quindi secondo me anche il primo tempo potevamo fare molto di più, un po' troppo timidi, diversi errori in zona centrale che potevano portarci a situazioni favorevoli, quindi secondo me bene, ma la squadra poteva farlo ancora di più, e dal punto di vista difensivo sicuramente nel primo tempo non abbiamo concesso niente, quindi siamo stati bravi da quel punto di vista, però potevamo far meglio in fase offensiva. Comunque potevamo anche a un certo punto chiuderla, e quindi questo, quello che mi piace rimarcare, ma già da tempo, è lo spirito che ha questa squadra, spirito battagliero. Oggi volevo vedere che la reazione sul saper soffrire, quindi per me è importante, pure perché quando vieni da tante prestazioni positive, tranne quella di martedì, tante prestazioni positive con tanti complimenti, aver raccolto poco, bisogna capire che per raccogliere
il massimo, bisogna saper soffrire in tutti i momenti e quindi mi piace rimarcare insomma questo. Certo, assolutamente, ma tante volte, ripeto, le gare vanno, quando le prepariamo e indipendentemente da come le vuoi affrontare è lo spirito che fa la differenza. Fa la differenza, l'abbiamo visto, perché comunque ogni gara ti porta un pericolo, una sofferenza, come è stata a Siena, e devi saper reagire, devi saper stare sul pezzo. Magari con la Fermana alle prime difficoltà ci siamo un po' disuniti e quello non deve succedere. Oggi ho visto quell'unione, l'ho vista su tutti, ma questo non ho dubbi, su tutti gli interpreti di questa rosa. Questa è una rosa che ha un cuore importante, ma la cosa che adesso voglio dire è che già la testa deve stare alla prossima gara. Qui si è presentato già bene, la presentazione non ha sicuramente la sua storia dice, ma si è presentato con una voglia di voler dare una mano. Oggi prima della partita era negli spogliatoi che dava consigli, parlava con i compagni. Ecco, questo, noi abbiamo bisogno di questa gente.
Mister Nappi, una partita che sicuramente ha poco da raccontare da parte di tutte e due le squadre, inevitabilmente sbloccata e conclusa con 2 calci piazzati. La cosa di buono che c'è da dire è che Pischedda, un ragazzo che si è visto poco ma che ha fatto un'ottima prestazione, a dimostrazione di una rosa ampia e che quando chiamata in causa sa sempre rispondere presente. No, presente, anche perché avevamo Pica indisponibile, Lo indisponibile, e lui ci ha fatto trovare pronto. Io l'ho sempre detto che per me è molto importante, anche se non giochi partita dopo partita, ma devi farti trovare pronto. Lui è stato veramente molto molto bravo, ha fatto una grande partita e sono fiero di questo ragazzo perché è in grande crescita, però comunque oggi una sconfitta che mi lascia un po' di rammarico perché è venuta su 2 episodi, su calci piazzati, di cui uno il primo tempo assolutamente una punizione dal limite che non c'era assolutamente, e dispiace perché saremmo andati negli spogliatoi sullo 0-0 e sarebbe stata un'altra partita, come poi abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Abbiamo preso in mano il gioco, abbiamo creato, però non siamo riusciti a concludere. Però è una sconfitta che ci farà crescere e già da domani, da domenica prossima col Pomezia cercheremo di riportare a casa i 3 punti, perché questa squadra ha veramente la forza per poterlo fare.
sapevamo che venivamo in un campo molto difficile, essendo Paganese una piazza molto importante, ma soprattutto prima in classifica. Però noi stiamo bene, sappiamo il nostro valore, siamo venuti qua a fare la nostra partita e stiamo andando molto bene. Allora, se noi lasciavamo il pallino del gioco alla Paganese, visto la qualità della squadra, ci avrebbero messo sotto. Noi abbiamo giocato la nostra partita aggressivi su ogni pallone e ha portato i risultati giusti. Allora, questi gol prima di tutto li dedico alla mia squadra, perché senza di loro io non sarei riuscito ad arrivare alla doppia cifra. Siamo un bel gruppo, siamo affiatati e vogliamo fare bene. Poi io personalmente dove posso arrivare si vedrà nel campionato. Sì, noi ora, dopo la sosta di Natale, ci siamo prefissati che su ogni campo andiamo a giocarci la vita bene, poi il risultato si vedrà.